Tempo di festa per il comune di Musile di Piave che come ogni anno ha organizzato diversi eventi in vista del Carnevale del San Valentino. Il primo appuntamento è con i carri allegorici e le maschere lunedì 11 febbraio alle ore 20 lungo le vie principali del comune e poi numerose altre manifestazioni, tra cui il concorso Un Valentino per San Valentino, nel quale concorreranno gli uomini dai 18 ai 40 anni, affrontando numerose prove molto divertenti, come ad esempio sfilate. Abbiamo deciso questa volta di eleggere un uomo anziché una donna, perché di solito la donna è protagonista, quest'anno vogliamo un uomo protagonista. Adesso stiamo selezionando dei maschietti che verranno poi faranno la loro sfilata quella sera e verrà eletto da una giuria tra giornalisti, personal trainer, un'intenditrice di moda e quant'altro. Ci sarà questa serata all'Aula Magna Enrico Totti alle 20:30. Il vincitore come premio avrà un calendario offerto dal fotografo Marco Biasini, che sarà lui che realizzerà questo calendario. La nostra idea sarà di sviluppare questo calendario e praticamente metterlo in vendita, in beneficenza, e il ricavato darlo a un reparto pediatrico, perché ci sono bambini che hanno bisogno, insomma, e la ricerca va avanti. Questo è il nostro scopo del nostro calendario, insomma, di questo San Valentino. All'interno della giornata del 14 febbraio ci sarà un'ulteriore novità. Il noto scultore Stefano Comelli sarà nel piazzale antistante la chiesa e proverà a realizzare il cuore di cioccolato più grande del mondo per concorrere al Guinness World Record, utilizzando ben 100 kg di cioccolato puro, incidendo sul cuore la scritta San Valentino Musile di Piave. L'appuntamento terminerà domenica 17 febbraio nel pomeriggio con il consueto mercato delle arance, la zona dedicata al San Valentino dei sapori, proponendo piatti tipici a bassissimo costo, cucinati dalla Proloco, dal ristorante La Fossetta e dal Grill da Lele, come la trippa alla trevigiana, il musetto e le seppie in umido. Appuntamenti da non perdere quindi, insieme a tanta festa, le attività formative per i più piccoli e il rilancio del proprio territorio per un coinvolgimento dei cittadini e dei commercianti.